Sì, parti tu? Parto io come presidente del CNA. Io ho fatto dei piccoli appunti che in questo periodo di difficoltà economica e finanziaria, tra le tante sfide quotidiane che si trovano ad affrontare le imprese, una delle più rilevanti è quella legata alla tutela del lavoro e della libera concorrenza del mercato. Appare oggi ancora più nel passato la necessità del rispetto delle regole e delle leggi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale qualunque essa sia. Purtroppo emergono quotidianamente situazioni di lavoratori e imprese organizzate non regolari che operano negli stessi mercati di riferimento delle imprese artigiane, questo non essendo regolarmente iscritte ed essendo quindi completamente sconosciute al fisco, possono permettersi di offrire ai consumatori servizi e prestazioni a prezzi molto più bassi e competitivi delle imprese regolari, grazie al fatto di non avere alcun adempimento burocratico fiscale e di non pagare le tasse. Tale comportamento si configura chiaramente come concorrenza sleale. È una situazione questa che si ritiene penalizzi non solo le imprese regolari ma anche i consumatori finali, che affidando lavori a ditte inesistenti e senza requisiti, con l'impossibilità di avere garanzia o di rivalersi sui lavori non eseguiti a regola d'arte, che in questi casi succede abitualmente. Allo scopo di prevenire e controllare tali situazioni di irregolarità è stato stilato un protocollo d'intesa tra Comune e Confartigianato del Veneto Orientale e il CNA, che prevede da un lato una fondamentale attività di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza, dell'altro attraverso il coinvolgimento della polizia locale, che quotidianamente attua attività di presidio e di vigilanza nel territorio comunale. Un'azione che permette di individuare ed eventualmente sanzionare lavoratori ed imprese non regolari. Aggiungo altre due parole, che non siamo sulle grandi città che non si conosce, qua ci conosciamo quasi uno per uno, se basta metterci un po' di impegno e possiamo controllare meglio le cose, gli abusivi, perché altrimenti noi non possiamo, piccoli artigiani, andare avanti in questo sistema, perché io lavoro maggiormente sul centro di Portuguaro e vedo una buona parte di gente che conosco che fanno il secondo lavoro, che sono abusivi. Io non posso, devo ritornare, girare il mio furgone e andare a casa, e questo non è giusto. Allora abbiamo fatto questa intesa e spero che vada in porto con calma, ma spero che vada in porto. Non mi aggiungo altro. Grazie. Cerco di dire due parole anch'io a nome del conto della Confartigianato. Devo dire che i punti sono stati toccati dal sindaco, dall'assessore e anche dal presidente della CNA. Sicuramente cos'è che fanno le associazioni con le imprese che sono associate? Tendono a mantenerle sempre informate e formate, perché possono rispettare le regole fiscali, le regole contributive, poi le norme sulla sicurezza del lavoro, quelle ambientali. Ma è chiaro che per fare questo, perché le nostre imprese possano essere così formate, queste rinunciano a delle giornate di lavoro, anche svariate giornate di lavoro durante l'anno, per poter partecipare a questi corsi, convegni o comunque incontri formativi. Questo è fuori dubbio che è un costo per l'azienda, perché mandare gli operai a farsi 16 ore per un corso base, alla fine se uno fa i conti deve distribuirli questi costi sugli altri interventi che farà in futuro. Però hanno deciso di investire le nostre aziende in questi corsi formativi. È ovvio che non lo definirei il lavoratore, ma l'irregolare che fa del lavoro abusivo, irregolare la propria professione, questi costi non li ha. E qua vorrei un po' rivolgermi in modo particolare, affrontare l'aspetto del vantaggio economico che aveva già citato il Presidente, che potrebbe, ma secondo me è solo un'illusione, che può avere il committente finale. Perché ce l'ha sì nel conto a piedi di lista, probabilmente il risultato, il valore economico più basso di un'impresa che è in regola, diciamo così. Però, secondo me, il giorno dopo comincia a pagare dei costi che dovrebbe raggiungere, perché sono intanto a rischi notevoli. Affronta rischi notevoli perché in caso di visita ispettiva, trovarsi un lavoratore irregolare in cantiere o anche nella propria abitazione
rischia di sanzioni. Se è un cantiere, chiude il cantiere, più o meno. Se diciamo non lo definiamo un cantiere, rischia sanzioni pesanti ugualmente, e se c'è un infortunio non sono solo sanzioni amministrative, sono anche purtroppo, anzi forse meglio, anche sanzioni penali. E quindi questo rischio va messo nel conto, va aggiunto nel conteggio finale. Oltre a questo, io non credo che un lavoratore irregolare possa utilizzare la tecnologia, l'ultima tecnologia che il mercato offre. Teniamo presente che i nuovi prodotti si sviluppano soprattutto nel rispetto ambientale. Quindi utilizzare prodotti vecchi vuol dire utilizzare prodotti che inquinano molto probabilmente. E lo farà anche nello smaltimento, perché sicuramente non compilerà formulari, registri di carico e scarico, non porterà in discarica questi prodotti, o forse utilizzerà la piazzola ecologica, che bene va, ma poi la paghiamo tutti noi la piazzola ecologica. Quindi quei costi che il cittadino crede di risparmiare oggi, in realtà da domani comincia a pagarli, li pagherà per tutta la vita assieme a tutto il resto della comunità. E quindi il lavoro regolare dovrebbe essere più un problema etico che di protocolli. Poi ben vengano i protocolli, perché il lavoro abusivo continua in aumento, spinto dalla crisi di cui è già accennato, spinto dall'altissimo costo del lavoro che ormai abbiamo. Quindi col protocollo cercheremo di difendere il lavoro regolare, di colpire il lavoro abusivo. Certo, permettete di dire che un modo per combatterlo alla fonte sarebbe avere una ripresa economica, e per farlo bisogna battere in maniera consistente questo costo del lavoro che continua a pesare sulle aziende, dovuto alla sicurezza, ma non solo la sicurezza, che è importante, ma andrebbe rivista nel modo e nell'unità di essere eseguita o meno di essere presentata, ma moltissimi altri detrimenti come burocratici di cui già conosciamo l'aspetto. Io qua mi fermo, ho un piccolo slogan, dico: difficilmente un lavoratore abusivo potrà essere un associato della CNA o della Confartigianato. Quindi già questa potrebbe essere una garanzia, perché noi li monitoriamo, fanno i corsi da noi, abbiamo un protocollo proprio di ambiente e sicurezza dove devono fare i corsi, li monitoriamo e queste cose. Qua io mi fermo e ringrazio comunque il Comune per aver aderito a questo protocollo, e speriamo abbia i frutti, e anche la Polizia Municipale in modo particolare, e speriamo che con questa collaborazione possiamo avere qualche frutto in futuro.